Polemiche in Sicilia sui dati dei posti letto in terapia intensiva durante l'emergenza coronavirus. Dopo la pubblicazione da parte del quotidiano La Sicilia dell'audio originale del messaggio mandato su WhatsApp dal dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, Mario La Rocca, in cui si parla dei posti letto in terapia intensiva in vista della decisione del governo sulle zone di rischio, l'assessore alla salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ha scritto una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza. L'assessore ha chiesto con urgenza un'idonea attività ispettiva per accertare l'esatto numero di posti letto in terapia intensiva attualmente attivi nelle strutture della Regione Siciliana e la loro rispondenza agli impegni assunti da ciascuna azienda in sede di programmazione. In seguito anche a una telefonata tra i due, il Ministero della Salute ha disposto l'invio di personale tecnico e agenti dei carabinieri del NAS in Sicilia. La Rocca nel messaggio ha spiegato: ero incavolato, diceva ai manager di ospedali e ASP che dovevano applicare il piano della Regione, destinando posti letto ai malati Covid, ma non lo facevano. Secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, il 4 novembre La Rocca ha mandato un messaggio audio ai manager ospedalieri e ai direttori delle ASP siciliane. Ragazzi, buongiorno, dice La Rocca nel messaggio. Oggi su Cross deve essere calato tutto il primo step al 15 novembre. Non sento cavolate, perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti letto in terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede. Non è accettabile, prosegue, che noi si subisca ulteriori restrizioni perché c'è resistenza da parte di qualcuno ad aprire posti letto di terapia intensiva o ordinaria. Sono a casa, continua il dirigente, da 3 settimane col Covid ed è da 3 settimane che vi prego di aprire i posti. Appena stasera ci chiudono. Ovviamente l'assessore andrà a controllare chi ha calato su Gecos, che cosa è quello che non c'è su Gecos e su Cross relativamente al primo step del 15 novembre sarà responsabile di tutto quello che subirà la Sicilia in termini di restrizioni. È una responsabilità che vi prego di non assumervi. Quindi la cortesia è fare calare tutto lo step previsto al 15 novembre già da stamattina su Gecos, perché stasera si conteranno i morti e i feriti. Grazie. Così si conclude il messaggio. La vicenda ha provocato una forte polemica politica in regione. Il Movimento 5 Stelle, con in testa il viceministro Giancarlo Cancelleri, si scaglia contro il governo Musumeci, mentre il PD annuncia esposti alle procure di tutti i capoluoghi siciliani. Razza e il superburocrate saranno ascoltati domani nella Commissione Sanità dell'Assemblea siciliana per chiarire, dice la Presidente Margherita La Roccaruvolo, se le parole del dirigente siano delle pressioni finalizzate ad evitare restrizioni da parte del governo nazionale, rappresentando però una situazione non corrispondente alla realtà, o se sia un modo per accelerare l'attivazione dei posti letto previsti nella pianificazione ospedaliera anti-Covid. Al Comitato Tecnico Scientifico della Regione, spiega Antonello Giarratano, presidente e componente del CTS, risultano sicuramente operativi 344 posti letto intensivi, quindi con ventilatore, monitoraggi, sistemi infusionali e specialista in anestesia e rianimazione dedicati, di cui 242 occupati. Tutti i dati caricati sulla piattaforma Gecos della Regione Siciliana sono veritieri, tutti i posti disponibili, sostiene La Rocca. Una diversa azione costituirebbe reato. Vada nei NAS a controllare ovunque anche oggi. Ma basta sciacallaggio e notizie tra il detto e non detto, che hanno la sola funzione di allarmare inutilmente la pubblica opinione. Ero incavolato, dicevo ai manager di ospedali e ASP che dovevano applicare il piano della Regione. Il 4 novembre ho mandato quegli audio nella chat. 2 giorni dopo, avendo il tampone negativo, ho fatto il giro di alcuni ospedali a Palermo, ho trovato 100 posti in un solo giorno. E l'assessore regionale Ruggero Razza spiega: ho chiesto alla Società Italiana di Anestesia e Rianimazione di certificare semplicemente la realtà, che ciò che è scritto nelle nostre piattaforme è vero ed è in linea con i parametri ministeriali. Se poi il direttore generale del mio assessorato in maniera un po' forte ha richiamato tutti alle proprie responsabilità, io penso che abbia fatto il suo dovere. Ho chiesto al ministro, d'intesa con il presidente della regione, di verificare un po' i fatti, conclude Razza, perché noi abbiamo il dovere di trasmettere verità ai cittadini.